L'attaccante dell'Atlético Madrid è diventato uno dei calciatori più in vista del suo paese, grazie alle ottime prestazioni offerte con la maglia della nazionale. È stato uno degli ultimi colpi messi a segno dalla squadra madrilena nella fase finale del mercato estivo, e anche uno dei più inattesi. Infatti, non era tra i nomi che circolavano per rinforzare l'attacco rojiblanco, e non era nemmeno particolarmente conosciuto in Spagna, se non da chi segue con attenzione i campionati esteri. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, che in questa pausa per le partite internazionali è riuscito ad attirare l'attenzione in Italia grazie a due prestazioni brillanti contro Estonia e Israele. In entrambe le gare è entrato a partita in corso, mostrando lampi del suo potenziale e di ciò che potrebbe dare all'Atletico nel ruolo che spesso ha occupato Ángel Correa. 2 gol e 2 assist in poco più di mezz'ora complessiva tra le due partite. Numeri importanti per un giocatore che non vuole accontentarsi di un ruolo da comprimario. Al contrario, punta a diventare un protagonista. Giocatore numero 12. Mi sono sempre allenato per farmi trovare pronto. Ho grandi ambizioni e so quello che posso ottenere. Per questo, lavoro per guadagnarmi sempre più spazio. È tutto ciò su cui sono concentrato, ha dichiarato il giocatore dopo la sfida con l'Estonia. Raspadori vuole sentirsi centrale nel progetto, come l'è stato ai tempi del Sassuolo, e in buona parte, anche durante la sua esperienza al Napoli, con cui ha conquistato 2 scudetti. La realtà è che, pur essendoci la certezza di Julián Álvarez nel reparto offensivo, c'è ancora un posto disponibile. Alexander Sorloth, infatti, non riesce a essere continuo. Alterna prestazioni da attaccante di livello mondiale ad altre decisamente sottotono. Questo potrebbe penalizzarlo nelle rotazioni di Simeone, soprattutto se Raspadori continuerà a spingere forte come sta facendo. Vedremo come si evolverà la situazione durante la stagione. Un prezzo stracciato. In Italia, già prima delle sue ottime prestazioni con la nazionale, alcuni esperti che conoscevano bene Raspadori ritenevano che il Napoli avesse fatto un errore a cederlo. Il trasferimento all'Atlético Madrid è stato chiuso per 22 milioni di euro più 4 milioni di bonus. L'attaccante italiano ha firmato un contratto di 5 anni, valido fino al 2030, con il club spagnolo, che lo ha acquistato dal Napoli, allora campione d'Italia. Classe 2000, Raspadori ha lasciato il Napoli dopo 3 stagioni, durante le quali ha collezionato 109 presenze, 18 gol e 10 assist. Alcuni giornalisti, come lo storico Carlo Nesti, ritengono che il club partenopeo abbia sottovalutato il valore del giocatore. Sono sempre stato un grande estimatore di Raspadori. Mi ricorda molto Paolo Rossi. Il Napoli lo ha ceduto per 25 milioni di euro, una cifra che mi sembra davvero bassa per un calciatore del suo livello, ha commentato a Radio Sportiva. Mi fa sorridere pensare che per Kolo Muani avevano chiesto alla Juventus 50 milioni. Davvero si crede che l'attaccante del Napoli valesse meno della metà del francese? Mi sembra una cosa assurda. Ha aggiunto punto adesso, con la maglia dell'Atlético Madrid, Raspadori ha l'opportunità di dimostrare tutto il suo valore in un contesto internazionale e competitivo come la Liga Spagnola. Simeone, noto per il suo rigore tattico e per la valorizzazione di giocatori versatili, potrebbe essere l'allenatore giusto per far crescere ulteriormente l'attaccante italiano. Para mais informações, gli azzurri curti se iscreva e ativa notificações.